Rosanna Bettella, segretaria generale SPI CGIL di Padova. Anche lo SPI è preoccupato per quanto potrebbe accadere allo IOV. Sì, perché quando è messo a rischio un servizio di eccellenza, e in questo caso poi chi frequenta lo IOV sono in gran parte anziani, perché le patologie oncologiche, insomma, per la maggior parte colpiscono le persone anziane, ci preoccupa. È un servizio di eccellenza che non vogliamo vedere smembrato, che non vogliamo vedere delocalizzato in tanti piccoli posti, insomma, no? Perché è soltanto quando si concentra in un posto che può dare il massimo di efficacia e di efficienza e quindi una maggiore qualità. Per cui noi auspichiamo che queste ventilate ipotesi di trasferimenti, di decentramento di funzioni, di servizi venga rivisto, insomma, e che continui invece il nostro IRCS, che poi è un IRCS a livello regionale che deve dare risposte a tutta la regione, insomma a tutto il Veneto, possa continuare qua nella sede di Padova.